bentornati a bordo della nostra astronave, la navigazione prosegue. Adesso abbiamo, devo dirvi, un grande ospite che ci racconta una storia molto bella e molto interessante, una storia di solidarietà, una storia che da triste diventa invece una storia davvero di grande e di assoluta speranza. Questa sera con noi Suor Anna. Buonasera Suor Anna, benvenuta. Allora, Suor Anna viene qui per raccontarci una storia bella, come vi dicevo, perché lei attraverso una cosa forse poco usuale per una sorella, per una suora, è riuscita a realizzare, sta riuscendo a realizzare un progetto molto molto importante grazie ad una produzione che la segue, perché pensate che Suor Anna, che canta da quando era piccolina, ha inciso un CD e i proventi di questo CD verranno interamente devoluti in beneficenza. Allora, Suor Anna, raccontaci intanto questa cosa, partiamo dalla fine. Arriva un progetto importante che è un CD che ti vede protagonista come cantante. Dunque, io nel 2001 ho attraversato un momento molto brutto, ho fatto un intervento sbagliato e questo intervento mi ha portato a fare altri circa 13. Mamma mia, interventi? Sì, interventi. Perciò nel frattempo io ho conosciuto delle persone che hanno vissuto i momenti uguali come la grande sofferenza. La grande sofferenza. Specialmente quando io ogni anno andavo in Africa, perché ho bisogno del clima per riprendermi. Io ho vissuto le esperienze dei bambini in ospedale che praticamente vengono trattati, però non riescono a pagare proprio la spesa sanitaria. Io sono andata a chiedere alle persone, tipo il governatore, di liberare queste persone. Allora da lì nasce il senso di vedere se posso fare qualcosa. Ecco, da lì tu hai pensato io posso fare qualcosa, voglio fare qualcosa, ed arriva questa grande idea che è quella di costruire un ospedale in Africa, in Nigeria, e i fondi per costruire questo ospedale vengono raccolti con questo CD che all'inizio poteva sembrare un sogno, invece poi grazie ad una produzione molto forte, ora vi presenterò anche chi produce questo CD, è un sogno che è diventato realtà. E tu sei diventata cantante, Suor Anna. Grazie. Tu canti sin da quando eri piccola? Sì, perché vengo da una famiglia, siamo 9 fratelli. Il mio padre era un missionario laico. Il tipo di educazione che abbiamo avuto è nel senso che a casa nostra noi viviamo queste esperienze di aiutare le persone emarginate. Tutti noi cantiamo e danziamo e balliamo, facciamo anche delle scenette per gli altri. Per gli altri. Senti, e sin da piccolo, io leggendo su internet un po' della tua storia, ho scoperto che tu avevi questo rapporto speciale con Dio, con Gesù, perché sin da piccola comunque tu sapevi che eri predestinata a diventare suora, tu volevi dedicare la tua vita agli altri, già quando giocavi con le tue amiche piccola piccola. Sì, io vi dico che tante volte ho fatto da sacerdotessa, io seppellivo gli insetti, sai, i topi, facevo la messa. Tutte queste cose, perché per me la mia vita era quello. Mi piace essere suora. Brava davvero, merita un applauso non solo l'iniziativa, ma come vedete anche questa donna straordinaria che con questa sua mitezza, con questa sua serenità riesce invece a lanciare un messaggio molto forte. E allora, vi dicevo che la vita è fatta di incontri, e in questo caso Suor Anna ha incontrato un produttore siciliano di grandissima professionalità, di grandissimo talento, che ha deciso davvero, devolvendo, vi ripeto ancora una volta, tutti i ricavati di questo CD assolutamente in beneficenza e facendo partire un progetto con grande coraggio. Lui questa sera è qui con noi e si chiama Delfo Commendatore. Buonasera Delfo, benvenuto. Ciao Ruggero. Allora Delfo, è vero, la vita è fatta di incontri. Infatti quando la Suor Anna, per restare in tema, è caduta dal cielo è venuta in ufficio, mi ha regalato questo progetto, anche perché sai, oggi il supporto fonografico discograficamente parlando non funziona, però mi ha colpito molto la sua anima, la sua forza, il suo volere, quello che normalmente noi vediamo solo proiettato in denaro, solo proiettato in quello che sia poi i benefici di questo progetto, ma grazie, devo dire, anche ad altre persone che mi hanno aiutato, hanno aderito a questo progetto, come Mario Parisi, che è stato l'arrangiatore di tutto questo progetto discografico. Anche noi, sia come editori e sia come discografici, abbiamo devoluto tutto in beneficenza a questo ospedale e a questo tipo, perché quando si tratta di bambini, io che ho 3 figli,
sai, Certo, do precedenza a questo, certo. è perché è una cosa molto molto importante. Infatti anche il supporto adesso è anche in vendita digitale tramite tutti i canali su iTunes. Ecco, eccetera. ricordiamolo come si può acquistare. Sì, si può acquistare o tramite il supporto fonografico che tu hai in mano, oppure Perfetto. tramite iTunes o tutti i stores digitali, e onestamente, al contrario delle mie prospettive, sta andando benissimo. Che bello, evviva, complimenti, bravo Delfo, voi Grazie. fate sempre cose molto belle, vi ripeto ancora una volta, Grazie. interamente devoluto in beneficenza. Suor Anna, a che punto è l'ospedale? Io so che già iniziano i primi lavori, la zona è recintata, Sì. è stato acquistato il terreno. Sì, c'è un ingegnere che sta aiutando nel fare la pianta, tutta questa Ricordiamo cosa. che tutto ciò avverrà in Nigeria. Sì, sì, e in quindi Nigeria. daremo una speranza reale a questi bambini e tutto, vi ripeto, è nato per la grande sensibilità di questa donna straordinaria. E allora facciamo così, ascoltatemi attentamente. Io adesso vado a Facebook e noi facciamo preparare Suor Anna per la propria esibizione, perché vogliamo ascoltare e vogliamo regalarvi questa canzone straordinaria. Quindi Suor Anna si prepara, noi la salutiamo con un applauso e io mi trasferisco da questa parte, mi trasferisco da Facebook con la nostra Roberta Curatolo. Roberta, cosa succede? Cosa si racconta su di Ruggero, noi? scrivono sempre i nostri simpatici amici iscritti alla nostra pagina, in particolare oggi i nati sotto il segno dell'Ariete, chiaramente, che oggi ha benedetto la nostra Lucia Arena, contentissimi di essere i primi in classifica. Poi ancora messaggi da Cristoforo Nania, che si è già esibito, è stato qui ospite da con noi sì, la ci settimana manda scorsa. sempre i suoi saluti, è uno dei fan È più vero, è vero. Tra l'altro è molto affettuosi bravo, che la abbiamo. locanda di Chris. Vi Bellissima salutiamo. canzone, davvero. E poi ancora un saluto per Suor Anna, tanti complimenti per il progetto È legato molto bello, alla sua ragazzi, splendida contribuiamo, voce. acquistiamo questo CD anche attraverso, come diceva giustamente Delfo, iTunes, attraverso i sistemi online. Io non sono molto pratico di queste cose, ma se c'è da acquistare e da spendere saranno 7-8 euro, non so quello che è, comunque si fa una causa bella ed importante. Il minimo per un È vero. progetto del genere. E poi a proposito di Sicilia, di colori della nostra terra, viene pubblicato sulla nostra bacheca il brano di Original Sicilian Style, Non riesco, che invito Che bello, di nuovo a abbiamo avuto riascoltare, sono stati molto bravi davvero. ospiti prima. E allora noi a questo punto siamo pronti, io voglio farvi vedere ancora una volta Just to Say Thanks, dire appena grazie. Questa è davvero una formuletta semplice, forse tante volte troppo scontata, e voglio anche ringraziare la scuola di ballo Sollatino di Carlentini, perché loro faranno da coreografia a questa esibizione con questo pezzo molto bello della nostra Suor Anna. €50,000. Imagine any woman 50,000. Ihe a sáré na ọmụ nwere. Ne madam ọmụ nwere, ọ na-amị emebe. Ya sị 30,000 nene. Bini ya sị ni ọma nwere, ihe ya sa. Everybody listen to my message. Shele Coco Shele. Everybody give ear to my message. Shele Coco Shele.
ṣẹlẹ̀. Wọ́n gbọ́ kò dé láwọn ṣẹlẹ̀. Bẹ́tẹ̀ kó kéjọ kó ní mọ́tẹ́ lọ́pàá sọ̀rọ̀. Bẹ́tẹ̀ fi kí jápa lọ́pàá tẹ lọ́pàá sọ̀rọ̀. Ṣẹlẹ̀ ló ṣe ló gbà, ṣẹlẹ̀ ló gbàgìnà, ṣẹlẹ̀ ló gbòdùmá, ṣẹlẹ̀ ló gbàgì, ṣẹlẹ̀ ló gbàgì. Ṣẹlẹ̀ kókó ṣẹlẹ̀. Kwango kujera uyibi kone ngodo kwango Kuma ibi kona ngodo kwango Kuma ibi kumune ngodo kwango Kuma ibi kabogo ngodo kwango Kuma ibi mbelu mawo Mbeso kokejo koduma Ṣẹlẹ̀ kókó. Ma che meraviglia, viva Suor Anna, complimenti alle ballerine di Sol Latino, Accademia, scuola di danza di Carlentini. Io voglio ancora ricordarvi questo CD, io voglio ringraziare quindi la Sonar Music per questa produzione molto importante e soprattutto, credetemi davvero, vale la pena di averla a casa, anche perché solo con 8, 9, 10 euro quello che si contribuisce a un progetto molto importante contro tutte le prostituzioni del mondo. Evviva Suor Anna, complimenti! E allora...